È un'iniziativa che nasce nel Padovano, nel comune di Limena. L'iniziativa ha trovato immediatamente e raccolto il favore del Consiglio regionale. Ho proposto un ordine del giorno che durante l'approvazione dell'osservatorio regionale sulle violenze sulle donne, e questo ordine del giorno oggi dà la possibilità di estendere questa bella iniziativa a tutta la Regione Veneto e a tutti i comuni del Veneto. Si tratta di un kit a salvezza, una borsa di emergenza per quelle donne che scappano di casa, che lasciano tutto in estrema velocità, e che viene consegnata dalle strutture comunali, dall'ULSS, per dare sostegno a queste persone che lasciano tutto, e all'interno ci sono i beni di prima necessità, le informazioni utili, e credo che possa essere sicuramente un sostegno concreto in queste situazioni di emergenza. La modalità è una modalità che prevede la sottoscrizione di un protocollo, impegnare la Giunta a sottoscrivere un protocollo con le ULSS e tutti i comuni per, da un lato, consegnare e fornire questi kit di salvezza e di fatto estendere questa iniziativa. Ha raccolto anche il favore del Consiglio provinciale di Padova con lo stesso ordine del giorno per la stessa iniziativa, e quindi tutte le istituzioni si stanno adoperando per dare fiato a un'iniziativa concreta e risposta concreta a questo problema. Siamo assolutamente orgogliosi di aver dato l'idea alla provincia di Padova e alla Regione Veneto, e un'iniziativa che parte dal mio vice sindaco Cristina Turetta e dall'assistente sociale, che da anni lavorano insieme ai centri che aiutano le donne. Cosa c'è bisogno? C'è bisogno che le donne, quando scappano di casa, abbiano un primo kit per poter sopravvivere un paio di giorni. Da qui l'idea di fornire 5 kit all'azienda ospedaliera, 3 alla stazione dei carabinieri e altri 5 alle associazioni che aiutano appunto le donne. È un progetto secondo noi semplice, ma molto molto significativo, e dà un aiuto concreto. La cosa innovativa è che come comune ci siamo adoperati per la comunità tout court, nel senso che a noi non interessa che vengano aiutate donne limenesi, anche se serve, ovviamente verranno aiutate, ma chi si ferma o chi ha bisogno in azienda ospedaliera può essere una cittadina di Casalserugo, di Padova, di Vigonza, e avrà un kit di sopravvivenza che la aiuterà per i primi giorni. Abbiamo aggiunto anche un kit per i minori, quindi abbiamo messo anche dei piccoli, perché a volte le mamme scappano con i figli, e quindi abbiamo messo anche un kit per i minori che può aiutare per i primi giorni, e c'è biancheria, ci sono dei giocattoli, c'è cancelleria, ed guardate, è una cosa, ripeto, semplice ma assolutamente significativa.